Anche quest'anno è stata disposta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e si darà il via all'operazione Mare Sicuro, che mira a garantire il sicuro svolgimento della stagione balneare e una corretta fruizione delle spiagge e del mare. L'operazione parte oggi e avrà durata per i prossimi 3 mesi fino al 17 settembre. Per quanto riguarda il circondario marittimo di Porto Empedocle, la locale capitaneria si impegnerà su tutti i territori di propria giurisdizione, comprendente i comuni costieri di Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Cattolica, Eraclea, Ribera e parte del comune di Sciacca. Verranno impiegati 40 militari, 3 motovedette, un gommone litoraneo e 5 mezzi terrestri. Il personale della Guardia Costiera sarà ogni giorno presente lungo le spiagge e in mare, presso gli stabilimenti balneari e nelle strutture dedicate alla nautica da diporto, impegnato a prevenire e reprimere gli eventuali comportamenti contrari alla disciplina di sicurezza della navigazione e della balneazione. Non verrà trascurata nemmeno la tutela e protezione dell'ambiente marittimo e costiero e delle risorse ittiche. Particolare attenzione, comunicano dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, verrà data anche alle verifiche su strutture balneari e in genere sulle concessioni demaniali rilasciate dalle amministrazioni comunali. Durante la stagione estiva si procederà, in occasione dello svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione rivolta alle unità da diporto non destinate a uso commerciale, al rilascio dei bollini blu, secondo quanto disposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. I controlli alle unità da diporto saranno finalizzati a verificare il possesso e la regolarità della documentazione di bordo necessaria per la navigazione, nonché la presenza a bordo di mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza prescritte dal regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto. Ad apertura dell'operazione Mare Sicuro, la giornata di oggi è stata dedicata alla Giornata del Mare, con delle dimostrazioni sulla sicurezza in mare nel porticciolo turistico di San Leone con la Lega Navale Italiana e la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle. Ricordiamo dunque i recapiti. La Guardia Costiera può essere contattata tramite il numero blu 1530, gratuito e riservato esclusivamente alle segnalazioni di soccorso ed emergenza in mare. Per quanto riguarda la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Porto Empedocle, il numero della sala operativa è lo 0922 53 51 82 e quello del centralino, lo 0922 53 18 11 o 12 finale. Sono inoltre disponibili chiamate radio al canale 16 VHF.